buon pomeriggio amici di G di Ferro Fashion. Oggi in questa meravigliosa giornata di sole, meno male perché questa mattina veramente credevamo di non riuscire a farcela per il tempo, invece siamo qui. Oggi ci troviamo a Mirano per la sfilata di primavera organizzata davanti al negozio di abbigliamento Outdoor Store di appunto Mirano, Venezia, che potete vedere alle mie spalle. Questo evento unico, voluto dalla proprietà e coordinato con grande dedizione dalla direttrice dei negozi e dallo staff, si inserisce nella vivace cornice della domenica L'isola che non c'è, promossa da Confcommercio del Milanese. Le splendide modelle Giulia Urbinati, Veronica Cortese e Aurora Cipolato, insieme ai modelli Edo, Elia e Sciale, perdonami per il nome, vi presenteranno i capi e gli accessori della nuova stagione in una passerella di stile ed eleganza. In attesa dell'inizio della sfilata, che inizierà tra pochissimi minuti, vi lasciamo con qualche filmato della sfilata precedentemente svoltasi nello stesso negozio di Favaro, Veneto. Seguiteci e fateci sapere i vostri pareri. Grazie e buona visione! Amici di G di Ferro Team, buonasera, ci troviamo qui al centro commerciale La Piazza Favaro Veneto per la seconda edizione della sfilata del negozio outdoor di abbigliamento qui alla piazza. La catena ha deciso, dopo il grandissimo successo della sfilata invernale di novembre, di fare anche una sfilata di primavera. A brevissimo inizierà, siamo veramente curiosi di vedere come andrà. Che dire? Sfilerò anch'io, sono emozionata perché sapete che io non lo faccio molto spesso, però ogni tanto mi concedo, quindi ci vediamo tra poco in passerella.
grazie allo staff di Outdoor che si è prodigato per molto tempo per poterla realizzare. Un ringraziamento speciale va anche ai modelli che ci sono stati, ma il ringraziamento più forte e l'applauso più forte che voglio è per voi Piazza Milano, che siete stati qui con noi e ci avete sostenuto. Io vi ringrazio. Sapete che tutto ciò che avete visto lo troverete nello store e se la sfilata è stata di vostro gradimento si potrà di nuovo rivedere tutte le volte che volete nel canale ufficiale di Gigi di Ferro Team, che oggi ci ha portato in diretta nazionale.